Non vedo alcuna veneziana, solo una bella moretta. Come forzare l'inclusione? Com'è evidente che non c'entra nulla con il capo che indossa? Questi sono solo alcuni dei commenti razzisti apparsi sui social e nel sito del comune di Venezia all'indomani dell'incoronazione di Martin Diò Bullo, 18enne mestrina, a Maria del Carnevale 2026, per il colore della sua pelle, che non avrebbe nulla di veneziano, dicono, al contrario invece di quello che sostiene la giuria. Martin Bullo, del cognome, cioè Bullo, già questo basterebbe, veneziana di generazioni. La nonna che ha fatto i salti mortali quando ha saputo che è stata eletta Maria dell'anno, perché l'orgoglio veneziano di un territorio che ha 1600 anni di storia, ce l'abbiamo dentro tutti, no? E Martin comunque risponde perfettamente a quelli che erano i requisiti per poter partecipare a questo concorso, cioè l'elezione della Maria dell'anno, che poi non è un concorso di bellezza, attenzione bene, no? Quelle erano le regole, lei ci entrava a bomba dentro e quindi ha potuto partecipare. Amareggiata la storica presidente della rievocazione. Trovo che l'invidia purtroppo è un brutto male che provoca risentimento, frustrazione e senso di inferiorità. Martin, vi assicuro, è una ragazza intelligente, empatica, solare, educata, ha tutte le qualità per essere Maria dell'anno e rappresentare Venezia. Martin, io la sento sempre, preferisce non rispondere alla cattiveria con cattiveria, ma vuole educare chi è cattivo e proteggere le persone fragili che non sono forti come lei. Forse questi leoni da tastiera che parlano di venezianità non conoscono così bene la tradizione, così come non sanno che nel 2006 fu eletta un'altra Maria con la pelle scura, Anna Tonello. Le foto una volta erano i dipinti che venivano fatti, no? E a fine del 1400 noi abbiamo una bellissima immagine col punto di rialto che era ancora in legno, no? E davanti una nuvola di gondole, quelle che erano le gondole dell'epoca, le barchette, va bene, con i gondolieri. C'è uno dei più antichi gondolieri che è nero di colore. Di cosa stiamo parlando? Dai! Solidarietà a Martin dal governatore veneto Stefani. Parole vergognose, ha detto. A te il sostegno di tutti i veneti, mentre il comune si prepara ad incontrarla. Siamo accanto a lei esprimendo le solidarietà e in particolare lunedì io e l'assessore Venturini la incontreremo a Cafarsetti, innanzitutto per congratularci per la sua elezione, ma anche per dimostrare il nostro affetto e la nostra vicinanza.